Bene amici della Good Old Terror, oggi siamo qui io e Nicolas e siamo qui per un evento, diciamo così, organizzato su Facebook intitolato Ne temo l'Isons, che significa puliamo l'isonzo. Vediamo se arriva qualcuno, al momento non c'è nessuno. Speriamo di arrivano, ma non saremo solo noi. Speriamo di non essere solo io e te, no? Ma certo che arrivano. Sitch e Brando hanno scovato su Facebook un appuntamento chiamato Ne temo l'Isons, che nel nostro dialetto vuol dire puliamo l'isonzo, il nostro bel fiume. Eccoli qui, tanti giovani, anzi giovanissimi direi, ragazzi e ragazze, e tra loro degli scout e due brutti ceffi. L'isonzo è un patrimonio immenso, ma maltrattato sia per l'inadeguatezza degli sbalzi di portata che per la quantità di rifiuti che vengono scaricate a monte o prodotti sulle stesse sponde da incivili di ogni razza e religione. Non ultimo problema è stato il recente sfangamento del bacino di Santa Lucia in territorio sloveno, con tonnellate di sedimenti smossi di cui ancora non conosciamo bene gli effetti prodotti, ma temo li scopriremo ben presto, in particolare sulla frega delle marmorate, ma anche di tanti altri pesci. Comunque dai, i ragazzi sono pronti per andare. Andiamo a pulire un pezzetto di casa nostra. Ne temo l'Isons. Con Giulio, no? Giulio, vero? Bravo che ha organizzato questo evento. Complimenti. Ehi là! Non vorrei in caso se piove. Proprio mi serviva. Guarda. Guarda Bram, ho trovato la pirite. Forse non è pirite. Pensavo di essere diventato ricco. È solo una spugnetta di qualche lavapiatti. Quelle per disincrostare. Niente pirite. Bene Giulio, ciao. Raccontaci un po' cosa fai, di cosa ti occupi e soprattutto come è nata questa idea di questa organizzazione. Sì, allora questa è una manifestazione spontanea e io da solo sono venuto a passeggiare lungo l'Isonzo e ho notato che c'erano numerose immondizie lasciate all'aperto e allora ho fatto un annuncio su internet semplicemente cercando degli amici, dei compagni che possano fare questo insieme a me e come primo è andato molto bene perché hanno risposto 14 persone, ringraziamo molto, sì, e abbiamo raccolto anche molta immondizia per fortuna e per sfortuna. Diciamo. Sì, diciamo così. Sì. Speriamo possa crescere questa cosa perché tu dicevi che volevi comunque rifarlo con una cadenza abbastanza regolare. E non solo sull'Isonzo ma magari anche lungo il Carso oppure qualsiasi persona può contattarmi, anche dirmi, segnalarmi un posto dove c'è su Facebook, no? Diciamo sufficiente immondizia, parliamo su Facebook. Sì. Giulio? Io sono Giulio Bassanese e sono amministratore di Essenza del Carso, che è una cooperativa, siamo dei giovani e lavoriamo con erbe selvatiche e ci occupiamo comunque anche di salvaguardia della natura perché organizziamo sia dei corsi per riconoscere le erbe selvatiche oppure manifestazioni anche come questa supportiamo molto e anche abbiamo un occhio insomma su un'agricoltura sostenibile. Benissimo. Se volete anche seguiteci su Facebook, grazie a Good Old Terror. Grazie a te Giulio. Grazie. Un grande. È proprio vero che quando si va a pesca di immondizia non si cappotta mai ed è uscito anche qualche big, Ringraziamo Giulio e tutti i ragazzi che hanno partecipato, ragazzi come tanti in tutta Italia che hanno a cuore il loro territorio, decisamente più di qualsiasi ente pubblico preposto ma che sul fiume non si vede mai. Cito una per tutte la pagina Facebook A Pesca di Immondizia che ha come testimonial Carson e Pesca TV di Sky che da tempo ormai organizza simili manifestazioni. E tu cosa vuoi fare ora? Vuoi rimanere dietro una tastiera a lamentarti che il mondo va a rotoli? O vuoi fare come Giulio?